Amici carissimi, buongiorno a tutti, benvenuti in questa bella rubrica, la rubrica dei cuori solitari. Oggi, dopo tantissime richieste, vi voglio ripresentare Cicciuzzo di Campobello di Mazzara. Ve lo presento subito. Buongiorno. Vedete il grande Cicciuzzo? Buongiorno Mettiamolo a tutti. a qualche posto dove ti possono vedere. Mettiamoci qua, dai, sediamoci qua. Allora, mi hanno chiesto in tantissimi, dice: ma Cicciuzzo, perché non lo intervisti più? Cicciuzzo. Ecco qua Cicciuzzo. Allora Cicciuzzo, che hai fatto in questi giorni? Noi siamo praticamente a marzo del 2023, confermi? Sì. Che cosa hai fatto fino a oggi? Che vita hai fatto? Non lo so, raccontaci qualcosa che... Ho sempre la vita giusta. Cioè da 2022 al 2023 un pochettino di miglioramento c'è, però non è che è cambiato enorme. Sempre si tira per campare. Esatto. Mi Mi hanno chiesto pure se hai trovato qualche ragazza, non lo so. Fino a quest'ora ogni tanto c'è qualche chiamata, però niente di che. È importante che non mi interessa. Esatto. O mi pigliano o mi pigliano il chioccia come lo stesso, non me ne frega niente a me. Certo. Quando faccio la mia, non è nessuna differenza che mi può cambiare dopo che prendo un'altra donna, che poi ultimamente se ne vanno. Certo. Mi conviene mi stai io solo che meglio è. La passo meglio, che aiuto mi può annullare. Certo. Quando voglio qualche cosa io lo so dove devo andare. Esatto. E basta, senza né chi né come qua, già mi bastava ma so picchiare quando ne trovo una moglie, una compagna, ma bastava ma so picchiare. Esatto. Per me so quando fanno, non mi interessa più niente, anzi hai avuto troppe spalle bruciate e mi bastava ma so picchiare. Esatto. È libera, so come fanno, non mi interessa più. Esatto, mi hanno chiesto anche che tramite queste interviste che tu hai fatto, queste registrazioni, allora le hai avuto riscontri? C'è qualche cosa sì, però qualche amica ce l'ho, diciamo, però senza diciamo ir oltre perché non mi interessa, perché mi ammette cioè allora, quella prima come moglie la cosa è andata un pochettino brutta, non è né brutta né bella. Quella seconda è andata brutta la cosa perché non è che è stata colpa mia. Certo. Lei che cosa ha fatto? Io allora, della mia vita non ho fatto mai niente, non ci ho fatto mai del male, non ci ho fatto mai niente. Lei che cosa lei lo sa che cosa ha fatto, lei lo sa. So che ha fatto lei lo sa e lei fa la finta tonto. Lei fa la finta tonto e lei lo sa so che ha combinato. Certo. E io non posso dire oltre perché io lo so, io ho pure le prove che lei cosa faceva, certo. Andava nottata, cioè la notte, con il telefonino faceva la notte, la faceva il giorno e lo giorno la faceva la notte e a me queste cose non mi stanno bene. Ti hanno fatto soffrire tantissimo? Cioè, sì, mi ha fatto soffrire enorme, senza che io ci ho fatto, non ci mancava niente. Esatto. Ci compravo le vestiti, tu quello che ci piace. Ma comunque tu, caro Cicciuzzo, non ci devi pensare più. No, ma io non ci penso più. Ci devi mettere una pietra sopra e basta, devi fare una nuova pagina, devi scrivere una nuova pagina della tua vita. E infatti ora chi stai mettere una nuova pagina, infatti che va, non mi interessa, sono tranquillo, voglio andare al bar, se voglio una cosa me la vado a comprare. Esatto. Ma, tu abiti sempre da solo, vero? Sì, sempre da solo. Va, sempre là, al solito posto? Sì. Ringraziare a Dio, non ti manca nulla. Non mi manca nulla, la salute c'è, fino a quest'ora. Esatto, l'importante è vado a trovare la mia famiglia, a volte al cimitero, a mio padre, a mia madre, una mia figlia che è piccolina, 8 mesi, la vado a trovare, ci porto le cose, senza che lei non ci pensa più, manca sua figlia morta. Certo. Mi dovete perdonare, cioè ha una figlia qua dove abito io, da mia città. Io magari come ieri la mia figlia cioè, vado lì, ci porto quello che c'è e lei non si permette mai di portarci un piolo a sua figlia. Per me è una vergogna quella che fa. Cioè non ci brucia tutte le taglie che ha avuto, tutte le parti ci sono, non ci brucia. Certo. Io penso a qualsiasi madre che ci brucia, a parte le figlie che ci brucia e come ci bruciano. E se ci succede qualche cosa. Certo, purtroppo è questa la vita, bisogna pure sorvolarci. Lei strada non ne fa mai. Lei pare che cammina giusta, che lei va sempre a sbagliare. Certo. E ultimamente viene a sapere, ci avete qualcuno che voglio fare il nome, non mi interessa. Che infatti c'è un po' giù scritto che voleva tornare com'era, non c'è più niente da fare. Per me
per me non esiste in Caplaterra, non Esatto. mi, non mi interessa. Ah, quindi voleva ritornare con te? Volevo tornare con mia e allora ne sono fatto l'estate, se voglio fare il meglio. Esatto. E basta, io lo sapevo su che combinare. Io nella mia vita non ci ho fatto mai del male, io mi fece del male a me. Certo. E vuole pagare tutti i danni, in testa ce le pago qua. Ce le pago Vabbè, tutti in fronte. Lascia ce le perdere, pago. non ci pensare più. E mi- Mettici e- una pietra sopra. È meglio che non ci pensiamo più in Vabbè, queste cose. amici telespettatori, vi ho fatto di nuovo incontrare al nostro cicciuzzo di Mi Campobello. dovete perdonare purtroppo, non è che mi brucia nel senso che ci sono i figli pure, affidati alla sua sorella, non c'è bruciato, cioè abbandonati pure Certo. a quei bimbi. Ma ringraziate Dio stanno bene, ma io ci telefono, ci passo, gli dico, le penso sempre, però lei non pensa più, Va bene. non ci interessa, ok? Ci vediamo alla prossima sempre. registrazione. Ok. Ciao. Io voglio bene a montare bene a tutte. Oh yeah!